È trascorso un anno dall'elezione di Alfonso Cimino a presidente dell'Ordine Provinciale degli Architetti di Agrigento ed è tempo di consuntivo. In proposito, lo stesso Cimino, insieme al vicepresidente dell'Ordine Giuseppe Grimaldi, il segretario dell'Ordine Giuseppe Lalicata e i consiglieri Roberto Campagna, Franco Romano, Calogero Giglia, Giacomo Cascio e Lorenzo Violante, ha incontrato i delegati all'8ª edizione del Congresso Nazionale degli Architetti. Un anno interessantissimo e su questo devo ringraziare i colleghi della provincia di Agrigento che ci hanno voluto onorare della loro fiducia. È una fiducia importante per noi perché in un anno abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato in due aspetti fondamentali: da una parte nella valorizzazione della figura dell'architetto, che riteniamo principe nei processi di rigenerazione e di valorizzazione delle nostre città, e dall'altra parte è sicuramente quella di essere stati presenti nel territorio con le amministrazioni, portando avanti tutta una serie di iniziative come sul piano regolatore generale di Agrigento, sul SUE, sul SUAP, ma così abbiamo fatto anche a Montevago, abbiamo fatto a Favara, abbiamo fatto a Canicattì, a Sciacca, con un evento anche importantissimo, quello di Santa Margherita di Belice, parlando sì da una parte del terremoto, dei 50 anni di questo momento gravissimo che è successo nella nostra provincia, ma parlando al futuro di Santa Margherita e al futuro delle zone del Belice. Lo abbiamo fatto anche all'interno del Congresso Nazionale degli Architetti, non ultimo di alcuni giorni fa, dove abbiamo portato un documento nostro che è stato parte integrante del documento della Consulta regionale degli architetti, un documento che porteremo avanti parlando di fasce costiere, parlando di infrastrutture, parlando di centri storici a livello provinciale, ma partendo anche da un ragionamento che stiamo portando avanti proprio in questi ultimi giorni, che non possiamo parlare delle infrastrutture della provincia di Agrigento senza pensare al ponte sullo stretto di Messina. E ultima la notizia, una nostra convocazione all'Arse, alla Commissione Quarto Ambiente presieduta dall'onorevole Savarino, parlando del ponte Morandi. Su questo noi abbiamo un'idea abbastanza chiara: non si può pensare di abbattere il ponte Morandi senza avere una viabilità alternativa. Il fatto di essere presenti ci rende molto contenti, perché abbiamo anche un riscontro non solo da parte degli architetti ma anche da parte delle altre professioni tecniche, da parte delle amministrazioni. C'è una grande apertura all'interno di quest'ordine degli architetti, dove tanti colleghi settimanalmente vengono all'ordine per discutere nelle varie commissioni. Questo è frutto anche di una squadra di consiglieri forte, coesa, e cui ringrazio tantissimo per il lavoro che stanno compiendo nel territorio. Quest'anno siamo ripartiti perché abbiamo rilanciato il Dipartimento di Protezione Civile, che oggi può contare di circa 50 volontari architetti, e che impegneremo sul campo proprio per i progetti di prevenzione che faremo a partire da Favara nel mese di settembre. Il momento più bello è stato quello della presentazione a Santa Margherita di Belice, dove per il 50° anniversario del terremoto abbiamo avuto anche l'opportunità di presentare questo straordinario gruppo. Abbiamo svolto un'assemblea per la scelta dei delegati, è stata partecipatissima, abbiamo individuato i delegati insieme ai quali abbiamo composto un documento che inizialmente riguardava le problematiche della nostra provincia dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, centri storici, eccetera, ma talmente di livello e di qualità che è stato adottato dall'intera regione. Quindi la consulta regionale ha utilizzato il nostro documento per discuterlo durante il congresso. Siamo davvero felici che questo sia avvenuto. Agrigento ancora una volta si dimostra che fa parte dei 105 ordini italiani, ma è un punto di riferimento per tutti gli altri ordini. Oggi c'è bisogno di architettura di qualità, e affinché si faccia architettura di qualità serve la domanda sulla qualità. Ci siamo posti il problema poiché probabilmente nessuno capisce la differenza tra bello e non bello, cioè tra qualità e non qualità. E allora è evidente che bisogna partire dalle scuole. Abbiamo perso delle generazioni, i nostri figli già non avranno queste esigenze di qualità, ma se cominciamo adesso, iniziando l'architettura di qualità, ad insegnare l'architettura di qualità nelle scuole già adesso, quindi scuole elementari e scuole medie, fra 30 anni, 40 anni chi ci governerà allora capirà la differenza tra architettura di qualità e architettura di non qualità. Per cui ci impegneremo come Consiglio nazionale e come Consiglio provinciale, lavoreremo a partire da settembre ad un progetto per le scuole proprio affinché si faccia un protocollo d'intesa con le scuole per insegnare ai bambini l'architettura di qualità.